Però era utile perché la musica ti toglieva fuori da tutte queste pressioni, da tutti questi interrogativi, dalle accuse, dai sospetti, dalle cose. Noi suonavamo e la cosa più importante è che tutti suonavano le mie canzoni. L'hai trovata Marcellina, la tua verità, l'hai scoperto sorellina, quello che ti va, li hai bruciati i tuoi capelli, gli abitini blu, le tue bambole e gli anelli, li hai buttati giù. Saper farti piangere la sera, voglio dirti e te lo giuro che non mi è servito a niente, saper fare stando in piedi la pipì sul muro. Buonanotte Garibaldi, smetti di abbaiare, neanche a svenderti per saldi ti si può smerciare. La tua razza un po' marziana ti difenderà dall'amore di una befana, dalla sua bontà. Cristiano, non mi aspetteresti ancora, capiresti in fondo che il padrone tuo è un ruffiano. Se tu fossi meno cane non mi avresti perdonato di averti educato come un buon soldato. Caro amico per le palle, dimmi cosa fai? Speri ancora in qualche stella, quella che non hai? L'hai trovata quella cosa che cercavi tu, quel tuo sogno un po' italiano, sotto cieli blu. Vecchio di un mondriano, ti sei messo a far l'indiano, corri a fare la tua guerra, faccia in alto e culo in terra, a tirare sassi al cielo,
ma che bel guerriero. Si sente, non ritornerò mai più. E sono passati un po' di anni, però le canzoni come che gli anni li comprimano, perché uno, quando una musica riesce a superare un po' il tempo, questa consuetudine che noi abbiamo di declinare gli anni, il tempo è una nostra convenzione, un nostro modo di decifrare quello che siamo, ma poi ognuno ha il suo tempo. Lo trovo spesso fuori dal mondo, fuori anche dalla logica, perché ha una sua logica fatta di numeri, ma poi alla fine le canzoni sono la spia. Quanti anni ha questa canzone? C'è gente che dice ma io la sento mia da sempre, per cui il sempre non ha età, eppure ha quasi 50 anni, ma non li dimostra. Allora quando uno scrive è come un quadro, se lo scrive come si scrive una cretinata, faccio... è una mia opinione, per carità, ma la musica di oggi si scrive molto in fretta, per cui cosa resterà della musica di adesso? Non lo so. Io ho seri dubbi che rimanga qualcosa, perché le canzoni non si scoprono, non si soffrono, soprattutto non si soffrono. Quando io scrissi questa canzone, strofa per strofa, dovevo raccontarmi. E allora era un martirio quotidiano, perché non sempre veniva la strofa giusta, il verso giusto, la rima giusta, e ogni significato è il significante di ogni parola, per cui la canzone significa in generale, ma ogni strofa, se andiamo a leggerla con una quinta, una sorta di prospettiva, un 3D, e non vederla piatta, e allora scopri che ci sono dei rimandi incredibili, però chi li sa leggere, poi tu dai la canzone, però a te interessa raccontare 1, 2, 3 storie dietro questa canzone. E tutto questo significa scrivere, perché rimanga. E questo era il mio intento. E oggi, dopo tanti anni, avevo ragione io. E tutto questo per me è stato la scoperta della serietà. In qualsiasi cosa tu studi, sei serio, fai le cose, cerchi di farle nei tuoi limiti, ma al meglio, perché se sei convinto tu vuol dire che va bene, se non ne sei convinto lascia perdere, non scrivere più, aspetta, e arriverà anche il momento in cui riuscirai di nuovo a scrivere, ma non sempre il tempo di scrivere, no, c'è anche il tempo del silenzio, e anche quello è il modo di scrivere. Conosco esa ruina, lugares de un buen amparo, sommento esa ida, teu galintando fino mentras prosgaru. Su sono e su vento, al scortare este una ugue interis, sos visos staus en tu, e sos sentidos son de blando,
che delis. Tu prendavano già la guaio che mi ha quel che m'ha riposato con me. Tu carica lana natura dell'impre si spanta saiana fin sarde sul scolsarmi da sa mano tua che mi calea sul dolore che un schitti da su un manzano fritto fritto noi tolu Tilikerta, babu tu, estilkerta, babu tu, ermorille, tilikerta, baitille, tilikerta, mamma tua, estilkerta, babu tu, ermorille, tilikerta, bai. Pot prendano lo sa, ma la mai che che mariposa corre tu carica lana natura dell'impre si spanta saiana fin Sanremo. Sullo squassarmi da a luleare ste un buon amparo sammento saita nel galintendo fino a mentras prosgiaru Questo è anche un omaggio a un caro amico che non c'è più, che se n'è andato troppo presto, col quale ho condiviso i momenti di silenzio e i momenti di musica, di parole, come lui solo sapeva fare in ambito sardo, Paolo Pillonca. Spero di ricordarlo quest'anno con una serie di concerti invernali che sto studiando, perché è passato così Paolo, ma era uno di noi, era una persona di un estremo rigore. Questo rigore era condiviso, nel senso che per noi scrivere in sardo era un esempio di come si doveva scrivere, non un rifugio, perché non si capisce nulla del testo. E chi ha strumentalizzato il sardo, che dà fastidio a lui, dava fastidio a lui, dà fastidio anche a me. Cioè c'è gente che scrive e tanto dice no, non si capisce, scriviamo. No, il sardo deve essere superiore addirittura alla scrittura italiana, i concetti, il modo di scrivere. Bisogna dimostrare che questa lingua è al di sopra anche della sua lingua parente, perché essendo due lingue neolatine con pari dignità, chi ha scritto linguistica, chi ha studiato linguistica lo sa. Quindi è lo stesso ceppo latino, e però la lingua sarda deve dimostrare di avere un suono suo, autonomo, specifico, che è poesia. E questo suono, su questo suono bisognava investire, lo dico a qualche amico istituzionale o entrato nel palazzo. Su questo suono, come si investe sul formaggio, sul salame, la salsiccia, tutto quello che è nostra produzione, la lingua è un suono. E quando tu vai a Cuba esci con questo suono dietro, perché lo vendono il suono, lo vendono tra virgolette, nel senso che ti rimane un'immagine del paesaggio insieme al suono. E qui deve essere lo stesso, oltre ai suoni atavici che noi abbiamo, i tenores,
i tenores, le launettas, va bene tutto, l'innovazione della tradizione, il suono della lingua, il terzo millennio di quello che siamo, che non è uguale agli altri, no, è specifico. E tutto questo io l'ho raccontato spesso, però è difficile farlo capire perché non penso che non per scusare, ma insomma bisogna che ci si avvicini alla musica, che si capisca la realtà di quest'isola. Attenzione, quest'isola rispetto al numero degli abitanti ha dei talenti in musica incredibili, rispetto perché noi siamo vocati alla poesia, non c'è niente da fare, siamo un popolo di poeti e di musicisti, non lasciateli soli. Da questa nuvola si vedono volare gli elicotteri che stanno giocando a far la guerra in mezzo ai fenicotteri. Le truppe italiche mandate come antidoto al male sereno hanno già nostalgia di casa e brufoli da crescere. Stanotte la notte passerà e finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua, e finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. Si Deus crede e sos carabinieri su vermetri. Si crede Deus e sos carabinieri su vermetri. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada c'è chi fa l'impossibile. E a guardar bene giù fra coste smeraldino cementiferi non è superfluo domandare dove è finito il mare, ma per fortuna questa notte la notte passerà e finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua, e finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. Si Deus crede e sos carabinieri lo vermetri. Si crede Deus e sos carabinieri lo vermetri. Da questa nuvola si vedono i complessi megalitici che qui perfino la sua storia è appalto degli italici. E se ti affacci un po' tu puoi vedere crescere anche gli alberi e fra il corbezzolo ed il mirto fiorirne su per carcioli. E per fortuna questa notte la notte passerà e finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua, e finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. Si Deus crede e sos carabinieri lo vermetri. Si crede Deus e sos carabinieri lo vermetri. E puoi vederla qui fra esempi risalenti al Paleolitico. Proprio là in mezzo a questi reperti, gli scempi del Paleolico. Ma per fortuna questa notte, la notte passerà
il mare non ci inghiotte, noi resteremo qua. Si Deus quer, esos carabineros no permitirán. Si quiere Deus, esos carabineros no permitirán. Si Deus quiere, esos carabineros no permitirán. Si quiere Deus, esos carabineros no permitirán. C'è anche qualche strofa estemporanea, ma i poeti sono così, ogni tanto si lanciano e va bene, insomma, e siamo di fronte a una bella battaglia. È una battaglia che mette, io immagino qualche amico, consigliere, oppure qualcuno che fa parte del mondo, no? Dell'esecutivo, anche del legislativo regionale. L'imbarazzo non è poco, perché davanti a 200.000 firme, no, 200.000, quelli che dicono non vogliamo queste cose, quindi non vogliamo che la bellezza del nostro territorio venga usurpata da questi giganti, ma che ha deciso? Ma perché? Con una regione, con una terra a vocazione turistica, poi è difficile far spiegare ai turisti, ecco, queste sono le nostre colonne. È dura, io ho difficoltà a capirlo, e come me tanti altri, per cui è il momento anche che ci sia un consenso di popolo e un ragionamento di saggezza, perché mi aspetto saggezza da chi dirige quest'isola, mi aspetto anche saggezza da chi propone, ma non si può ignorare una proposta del genere, non puoi bypassarla come una cosa normale, vedremo, poi ne discuteremo, no? Sono 200.000 persone. Questo, e se crediamo nella democrazia diamogli un po' più di attenzione, non possiamo trascurarlo e farlo passare attraverso regolamenti del Consiglio, le leggi, sì forse le approveremo, non funziona così, bisogna stare molto attenti in questo caso e io confido nella saggezza delle persone, confido e sono sicuro che si arriverà a una soluzione che, per i sardi, allora possiamo fare fronte comune con il resto dell'Italia e spiegare loro che noi non ci stiamo a questo punto, che noi abbiamo il diritto di avere una terra libera da vincoli e soprattutto a vocazione. Abbiamo la vocazione della bellezza, ce l'abbiamo in casa, perché questa bellezza deve essere interrotta? È un ragionamento d'artista? Non lo so, però è un ragionamento che secondo me ha coinvolto tutti, per cui mi auguro che ci sia la saggezza comune per risolvere il problema. Sì, vai bene tu a parlare, ma la cosa non è mica semplice, no, non è semplice. Quando c'era lui, caro lì, le cose andavano diversamente, si potevano risolvere in un attimo. Sì, ma a me di lui non è che me ne freghi più di tanto, caro amico. Ma quando c'era lui... Ma in che senso? Fatti capire, perché se stai in un discorso di retroguardia sei molto lontano, ma perché il governo è di là, però non penso che tu voglia citare. No, non hai capito nulla. Io intendo lui. Lui è il sogno. Anche adesso, in questi casini, ci voleva l'eroe, il guerriero, ci voleva qualcuno su cui poter confidare, qualcuno che aveva la fiducia di tutti, come uomo, lascia perdere quello che faceva, che era un grande, come uomo, era inattaccabile. E lì io ho visto un giorno dove tutti piangevamo insieme, tutti, senza logiche di schieramento, tutti, 30.000 persone che piangevano. E quando mai lo vedi questo? Se non credi in quell'uomo. E allora lì dobbiamo cercarlo forse, ma sarebbe bello vedere ancora una volta il popolo sardo unito come allora, sarebbe bello.
Gigi Riva tornerà, non ci troveranno ancora qua, con la vita in fallo laterale e il sorriso fermo un po' a metà. Tornerà la voglia di sognare, quando Gigi Riva tornerà. Quando Gigi Riva tornerà, torneremo tutti in Serie A, dopo tanti calci di rigore, troveremo insieme l'umiltà per ricominciare con più cuore, quando Gigi Riva tornerà. Crescerà la solidarietà, ci sarà un po' più di umanità e sapremo piangere davvero quando il sogno ci confermerà che non passerà più lo straniero, quando Gigi Riva tornerà. Su, 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 come gli alpini, niente più paura ormai ci fa. Su, 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 che siamo primi, tutti insieme verso il sole, tutti insieme verso il sole, quando Gigi Riva tornerà, la partita ricomincerà. Non sembrerà, stretti in questo sogno che ci ammalia, quando Gigi Riva tornerà. Una grande festa si farà e la banda ubriaca suonerà per intero l'inno nazionale, zuppa zuppa per ce ne sarà da raccontare, quando Gigi Riva tornerà. Quando Gigi Riva tornerà. Qual era l'altra canzone? Non mi ricordo più. Va bene, certo. E questo è il solo differenza, questo mi fa un piacere enorme. Questa è un'immagine di come io ho giocato sul bilinguismo, nel senso che a un certo punto ho interrotto la produzione italiana per scrivere in sardo, ma ho continuato a scrivere anche in lingua italiana. Abbiamo uno stereo, un'offerta speciale dell'anima. L'anima ha due lingue, è bilingue, e questo chi se lo può permettere se non noi? Abbiamo due mondi da raccontare che sono stati messi contro da forse una storia, una politica che non abbiamo scritto noi, ma questi due mondi poi dovrebbero essere una sintesi, dovrebbero essere l'artista la sintesi di questi due mondi. E allora c'è Saughe Maria e Sparagli Giù che potrebbero incrociarsi, incontrarsi e abbracciarsi. Sparagli Giù, tra l'altro, che si abbracci con Maria in questo momento, prima di elezioni, non farebbe male neanche all'America in questo senso. Però voglio dire, e mi fa piacere che sono due mondi, anche due lingue, due modi di essere, di cantare, di esprimersi, che appartengono a me, per cui sono sempre io. Saluna, stanotte
in che nos dane la fortuna sconfrasate usas forzas dolia durreze sudie est una draschia bel ricordo questo, che bel ricordo. C'era ancora Giovanni Paolo, Giubileo del 2000, Sala Vaticano, Mondovisione. Fu per me un'esperienza incredibile. Io vestito, come diceva un amico, in dialetto, nel senso che avevo questa berrita in velluto, questo abito in velluto di Paolo Modolo. Domani, a proposito, andiamo a ricordare Paolo Modolo Aurani e coi figli. Io sarò presente ovviamente perché si merita questo e ben altro per la grande persona che è stato Paolo
e per l'umiltà che aveva, e dal nulla è diventato anche un grande sarto, il sarto per eccellenza forse della Sardegna. Quello che io lì ero emozionato, lui pianse quando mi vide lì perché detto tra noi, c'era una schiera di cardinali quando entrai che si alzarono tutti in piedi. Ho detto, avevo una berrita che sembrava di quello un vescovo ebraico, una cosa, per cui questo chi è? E tra vede non vede, si alzarono. Io feci così, ok ragazzi. E dietro di me avevo Dionne Warwick, che era una grande stella americana che cantava con me in inglese, io in sardo, perché quello fu un miracolo, non so come abbia accettato lei, ma impazziva per questa canzone, quindi poi siamo diventati amici, molto amici, grande signora della musica, e quindi si alzarono tutti, mi guardò, ma sei ben conosciuto? Ho amici altolocati. E quindi facciamo questa bella storia. Se vedete il filmato, vedete a un certo punto che lei, Dionne Warwick, che 2 mesi prima aveva cantato con Elton John e con Stevie Wonder, poi è capitato Piero Marras. Voi direte salita di top, certo salita di top, perché chiaramente improvvisamente questo grande artista, a parte gli scherzi, lei mi stimava molto, ma lei era molto più emozionata di me, mi guardava, perché in quel filmato tecnicamente è successo che io dovevo attaccare la canzone senza musica. Quindi senza musica significa beccare la tonalità, entrare nel tempo e segnare, e quindi era con 8.000 persone davanti e il mondo che ti guardava. Quindi lei era così, dice, oddio, se questo sbaglia andiamo tutti. Io ero talmente concentrato che difficilmente, ma perché sono molto presuntuoso avrei sbagliato. E quindi sono partito, lei che mi guardava ogni tanto e sorrideva, diceva benissimo. Essendo poi una credente, lei si emozionò quando ci ricevette personalmente Giovanni Paolo, e lei mi strinse la mano come se vedesse Gesù, era impazzita. Qui per me è un'esperienza incredibile e irripetibile, ovviamente, cose che capitano nella vita una volta, e sono contento che sia capitato a me, insomma, questo lo devo dire. E va bene, insomma. Invece Sparagli Joe ha un'altra genesi. Siamo nel 1980 e io devo scrivere il secondo album dopo il successo del primo, che era inaspettato per la EMI italiana, che non si aspettava questo esploit di un cantautore per giunta sardo. Dico, non lo faccio per vittimismo nel solito nostro modo, no, perché era fuori dalle scuole. Allora esistevano la scuola classica bolognese, Guccini eccetera, quella genovese, che c'era Paolo, c'era un sacco di gente, di grandi, veramente gente che scriveva da Tenco in poi, da Liguria ha espresso veramente. Poi c'era Napoli con Pino, che era il mio compagno di scuderia, per cui mangiavamo insieme in mensa, insomma, Pino Daniele, che anche lui ebbe un percorso non facile con la EMI. E poi c'ero io che però veniva da un posto della scuola, poi c'erano i vari De Gregori, tutta la scuola romana. La scuola significava che ci si riuniva tutti insieme lì e ci si confrontava. Scrivere non significa stare soli, significa anche avere uno con cui confrontarsi, scambiare delle idee, correggere, fare, e insieme che si costruisce una corrente anche letteraria, quella dei cantautori era molto vicina alla corrente letteraria. Per cui io ero qui a Cagliari da solo, per cui dice a chi faccio sentire le mie cose? Perché avevo bisogno di un rimbalzo e tutti quelli che suonavano allora, i gruppi, facevano più o meno cover, imitavano come ho cominciato io, cantavo tutto io, Otis Redding, gli Aphrodite, dei gruppi. Poi quando sei solo dici adesso devo uscire io, e non era semplice. Questo pistolotto ve lo dico perché dopo il primo album poi arrivò il secondo album, dove io dovevo marcare, appunto, attraverso questo fatto delle scuole che non esistevano. Adesso io devo dire che vengo da un posto dove sta iniziando un fermento, almeno così era nei miei auspici, che è quello dei sardi, dei cantautori sardi. Quindi iniziamo dal titolo Stati Uniti, e Sparagli Joe era di quell'album. Stati Uniti era ironizzare anche sulla presenza americana qua, ma anche esportare un'immagine del sardo che non era quello schietto, sincero, tutto triste, no, anche un po' ironizzare sulla nostra stessa condizione. Quindi gli Stati Uniti che parafrasavano la presenza degli States qui,
e giocavano su questo, c'erano tutti un insieme di brani tra cui Sparagli giù. Però mentre gli Stati Uniti denunciavano la presenza e giocava un po' su questo, Sparagli giù raccontava proprio la storia di un americano, di uno Yankee che era in crisi. Io scrissi questo brano dopo aver visto un film che forse qualcuno di voi si ricorderà, era Il cacciatore di Cimino, la roulette russa, tutte quelle cose lì. Tornai a casa un po' sconvolto e di notte scrissi subito, perché un reduce dal Vietnam che impazzisce perché non sa più dov'è, cosa fare, passare attraverso quella guerra, se uno legge tutto quello che è stato scritto, è terribile, come ogni guerra. Ma lì tornavano a casa e non sapevano più dove andare, erano spaesati, non dormivano più da notti, bevevano come disperati, e Joe era uno di questi, che scopre poi che per risolvere i suoi fantasmi doveva cancellare lui e non c'era altro. E questa era la canzone che poi fu trasmessa mi ricordo, alcune trasmissioni televisive. Insomma, lì ero entrato anche nei pareri al 10° posto con Stati Uniti. Insomma, era un bel periodo per me. Però Sparagli giù è quello su cui io puntavo, oltre che a Stati Uniti. Dimmi Gio, son qui vicino a te, cosa è che non ti fa dormire? Sarà il vento, strano vento, così forte tu non l'hai sentito mai. Sparagli giù, spara al vento e se ne andrà. Spara giù, tu lo sai come si fa. Sparagli giù, mira giusto dove sei. Spara giù e stanotte dormirai. Dimmi giù, son qui vicino a te. Guarda giù, cos'è che non ti fa dormire? E quel sogno, strano sogno, e da tanto ormai, da tanto che lo fai. Sparagli giù, così il sogno se ne andrà. Sparagli giù, tu lo sai come si fa. Sparagli giù, mira giusto dove sai. Spara giù e stanotte dormirai. Senti giù, qualcuno viene qua. Guarda giù, che bel fucile ha. Sta ridendo, sta sparando, più lo guardo
più, ma quello Joe sei tu. Spara Joe, cosa aspetti? Non si sa. Spara Joe, tu lo sai come si fa. Sparagli Joe, meglio non pensarci su. Bravo Joe, bravo. Bravo Joe, bravo. Non dovrei sparare più. Bravo Joe, bravo. Bravo Joe, bravo. Non dovrei sparare più. Paleolitico proprio. Ok, facciamoli due. La nostra prima volta è stata tragica, me lo ricordo bene, la domenica, in quella mia 600 preuragica. Una serata in rima quasi magica, l'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzonette, roba da imparare. Si butta via il più bel sogno inedito della tua fantasia. Diglielo tu, Maria, che non si fa poesia e che momenti magici sono tutta una bugia. Liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti no, non ancora, dai. Aspetta ancora un po', ti prego, io pensai. A questo punto Rosa avrebbe detto sì. Tra gemiti e lamenti avrebbe detto sì. Diglielo tu, Maria, come si butta via il più bel sogno inedito della tua fantasia. Diglielo tu, Maria, che non si fa poesia e che momenti magici sono tutta una bugia. Il primo della classe sale in cattedra. Dicesti mi fa male, dici è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiai. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce lo vuole, cosa vedi più, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà. Diglielo tu,
sogno inedito della tua fantasia, Dio tu, Maria, che non si fa poesia e che i momenti magici sono tutta una bugia. Alle volte le melodie fregano, non le canzoni, perché passa la melodia molto più del testo, quindi si perde di vista il testo. Questo è un testo, uno dei testi forse più veri che io ho scritto. Siamo nel post-femminismo dove il maschietto faceva autocoscienza e io rivedevo anche il rapporto con la mia compagna e non mi vedevo benissimo. E allora ho scritto questa canzone cercando di essere obiettivo, di guardarmi dall'alto, perché i maschietti avevano delle pressioni, dei modi di essere dettati non dalla loro volontà, non per creare alibi, ma dal modo di essere che era un po' da spogliatoio di calcio, era un po' non c'era, e infatti eravamo soli come cani tutti, adesso forse non lo so, forse un po' meno. Però è una riflessione che mi ha fatto anche sul testo, perché c'è un cinismo nel testo, c'è una verità che esula dalla melodia. Oh Maria, e vabbè, Maria sì, però quando frughi nel testo secondo me c'è una lettura che sarebbe oggi forse molto più attuale di ieri, devo dire, con tutto il casino che sta succedendo, terribile verso insomma, le donne, ma sta fallendo tutto, i rapporti, le cose. Per cui. Va bene, però continuiamo a cantare. È una preghiera laica che fu il primo passo verso l'altra lingua. È una preghiera cantata all'aria aperta, ognuno vede in questa bere manna chi vuole, però è rimasta nell'immaginario collettivo e i bambini delle elementari la cantano per uno che scrive canzoni, che inaugurò un periodo suo nuovo rischiando anche un contratto che non era male con la Rini, che però era lontana da questa realtà di chi viveva in un contesto dove la giustizia era anche recuperare un mondo, una lingua, un suono che andava a perdersi come si sta perdendo adesso. La resistenza siete voi, i paesi, le città stanno abbandonando la lingua e la musica cerca di fare quello che deve fare, molto più di un convegno, molto più dei dibattiti, molto di più. Y te lo vas acostando, proprio che ti leas questo sonno prende al imbriacalo questo mondo che ne va a tabarne è una china ballo tutto balletto questa gente imbriacalo questo mondo
Bene mano, bene mea, fa la coda e zucchero. E aí ti fa che sono l'idea, si sono con bello. Bene mano, bene mea, noi si chimos a sonare, chi si usava ne contento, non lo lascia si mezzare per me a questo momento. Non si chi usa solare. Fai inventare su Mazzaro, su Mazzaro. Grazie di cuore a tutti. Allora, vedo sempre Samus e Sargos, il settore Samuel. Arrivederci. Grazie. Adesso